partiti in 2 e adesso, a distanza di 50 anni, si ritrovano in 15. Parliamo dei coniugi favaresi Carmelo Sorce e Calogera Felice, che proprio oggi festeggiano le nozze d'oro. Lui aveva 29 anni, lei 22, quando si sposarono. Si fidanzarono 8 mesi prima di convolare a nozze, grazie al lavoro di mediazione della zia Bartola. Per Carmelo, da ritorno dalla Germania, dove lavorò per ben 8 anni alla Bayer Leverkusen, fu amore a prima vista. La vide e capì subito che Lilla sarebbe diventata la mamma dei suoi figli. Sposatisi ne nacquero 3, Salvatore, Anna e Giuseppe, che a loro volta, seguendo le orme dei genitori, si sono sposati con Teresa, Angelo e Venere e li hanno resi nonni di ben 7 nipoti. Carmelo, oggi 79enne, di ritorno dalla Germania aprì insieme alla moglie, oggi 72enne, un'apprezzata attività di vendita di bibite e bevande. In tanti ancora lo ricordano per questo. Un lavoro che è costato tanti sacrifici, ma che insieme alla sua signora, che è sempre stata di supporto e sostegno, ha saputo al meglio affrontare. A distanza di 50 anni, oggi rinnovano la loro promessa di matrimonio davanti a Dio, nella stessa chiesa dove hanno detto sì la prima volta, ovvero la chiesa San Giuseppe Artigiano, alla presenza dei numerosissimi parenti e agli amici più cari. 50 anni fa come oggi era proprio un lunedì. Ai coniugi Sorce, oltre agli auguri della nostra redazione e del nostro editore, vanno quelli dei figli, fratelli e sorelle e nipoti tutti.